This is Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. No, aspetta, Pagnotta che fa le vocine, io sono mica capace. No, mal di pancia, che stavo provando col mio amico una scena di Molla la presa. sì, se mi molla. Lasciami andare. Basta ricagare, Ma è lui! Basta. Cioè uno ti dà un dito e lui si piglia tutto. Fate pace, amici. Come Mamma mia, quasi se sta abbassando un altro. No, allora scusate ragazzi. Oh, benvenuti! Caneva Caffè! Nuova puntata! Una puntata terrificante ma anche emozionante perché tante novità ancora. Ah, grazie Mattia, c'ho qui le date, è giusto. Sono rimasti i weekend. Un pizzico di tristezza, una grande stagione di Movieland che sta per scemare, però col botto ragazzi, sempre carichi. Abbiamo tanti eventi i sabati e le domeniche che non potete perdere. Facciamo un esempio? Ad esempio il 14 e 15 ottobre ci saranno gli Stranger Days, saremo tutti messi sotto gambe, sotto sopra, sotto di qui, sotto di là, insomma sarà veramente una cosa da ribaltarsi. Poi abbiamo anche là tutta la panoramica e poi ragazzi, oltre all'angolo arcade games, insomma, è tutto quello che porterà appunto questo grande evento che sono gli Stranger Days, abbiamo anche un weekend da paura con i fantasmini perché ci saranno i grandi Ghostbusters che arriveranno Che è? Guarda qua tutte le grafiche. Ah, ce le ho anche qua, guarda che bello, ce le abbiamo anche le grafiche, vedete? E il 21-22 e poi il 28 ottobre ci sono i mostruosi Krampus che gireranno per il parco a caccia di dolci ospiti. Quindi insomma un palinsesto incredibile. E poi ragazzi vi voglio ricordare che tutti i sabati si va avanti fino alle 11 con il nostro DJ set e il 31 ottobre festa fino a mezzanotte. Insomma ce n'è di roba. Ci facciamo un giro così curiosiamo un po'? Andiamo. Oh, no, sta sbagliando, per Peschiera del Garda dall'altra parte. Sì, qui siamo a Movieland. Prego, salve. Allora, le streghe di una volta qui. Stiamo chiuso. Come chiuso, scusami? È chiuso. Tendi qui il tuo turno. Se vuoi attendere all'infinito. Ho capito, ma voi l'avete fatto Asylum? Io non l'ho fatta. E allora? Posso avere un pochino di voglia di entrare là dentro? Insisti. Beh, leggendo la storia forse dovrei preoccuparmi, perché c'è anche scritto VM18. Cosa vuol dire VM18? Scrivetelo voi nei commenti perché io non lo so. Beh, quando mi avete spiegato questa cosa io invece vi posso raccontare un po' la storia di questo edificio, questo vecchio orfanotrofio abbandonato che è stato riaperto dopo alcuni casi insomma che sono stati recuperati dalla polizia, perché si racconta che una bimba che perse la vita ai tempi delle streghe, perché una volta veramente facevano fuori chiunque, soprattutto poverine le donne e anche i bambini, pensate che roba. E quindi quest'anima, si racconta di questa Caterina, dicono che aleggi ancora in questo orfanotrofio. Ha fatto tanti danni, però potete leggere la storia e tutto quanto quando venite qui al parco, anche sul nostro sito, c'è tutto scritto. E io ero un po' curioso, però ripensando un po' a queste cose forse ho cambiato idea. Comunque, se voi volete vivere dal vivo questa grande esperienza sul set dove accadono cose veramente orripilanti, qui ho tutti gli orari. Il sabato dalle 10:30 alle 12:30 potete visitare con il Family Tour l'orfanotrofio, dove vi verrà raccontata tutta la storia. Potrete visitare le location dedicato a tutta la famiglia, anche ai bambini. Dopodiché partirà appunto l'experience dalle 15 alle 18 e dalle 19:30 alle 22:30. Qua ripete VM18, non so, poi scrivetemi sempre nei commenti che significa. E domenica invece il Family Tour è dalle 10:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 18:30 ci sarà l'esperienza vera e propria di Asylum, quindi a voi la scelta. No, questa è un'altra cosa, quello che diceva a voi la scelta. Ne parliamo dopo, sì, ne parliamo dopo. Andiamo ragazzi. Asylum. E là! Dove sarà andata? Dove sei? No, giro a destra o a sinistra? No, meglio a sinistra. In teoria c'era la logica di un labirinto. Ehi! Ah! Cristian!
Sono io. Ah, sei tu, ti avevo scambiato per la nonna. Ce ne vuole? Insomma, comunque siamo nel labirinto di Granny, ragazzi, dedicato ai più piccini, molto divertente, però divertente finché non trovate lei. Queste cose dei giovani non le capirò mai. Ok ragazzi, inquadratura perfetta. Un attimo. Sorriso, Aspetta che arrivo. Anche tu. Di qua, di là, di qua, eccoli. Cheese. Mi raccomando ragazzi, ricordatevi di taggare Movieland nelle vostre stories. Bravi. Che ossi. Beh ragazzi, a proposito di foto, ricordatevi che tutti i sabati e le domeniche ci saranno anche le nostre terrificanti comparse con cui potrete scattarvi un sacco di belle foto. E ricordatevi di taggarci, mi raccomando. E tu la prossima volta stai attento, sei venuto mosso nelle foto, eh? Ehi, sei pronto per gli Stranger Days? Di la verità. È sotto sopra. Che bello questo posto. Allora, lì ci mettiamo una tagliola per orsi. Lì ci metto un trapano. Là cosa ci posso mettere? Una catena, io la leggo di là. Guardate, bellissima. Che faccia brutta, ragazzi. Allora, facciamo un gioco. Indovinate un po'. Oltre a Sweet Nightmare che debutterà questo weekend, 20 of Halloween che avete già visto, Halloween Dreamers che già conoscete, quale sarà la novità? Ma chissà, a voi la scelta. Scrivetelo nei commenti. Andiamo di là, vediamo un po'. Ascolta, è uno dei momenti più belli di Caneva Caffè, oltre a stare in vostra compagnia e sorseggiare un buon caffè. Col faccino di Movie! Ciao, vuole sempre abbracciare tutti! Abbracciami Movie! No, un biscotto. Cos'è sta cosa? Vediamo. No! Vediamo un po'. Un cappellino natalizio, che bello, me lo metto. Oh. Merry Christmas! Come sto? E questo? Natale all'improvviso? 4 e 5 novembre? Ragazzi, una grande novità! Ma cosa ci combini Movieland? Festeggiamo così la chiusura della grande stagione che abbiamo passato in vostra compagnia? E allora non vedo l'ora di avervi qui l'ultimo weekend. Fatevi questi grandi weekend di ottobre ragazzi e poi il 4 e 5 novembre vi voglio tutti qui per una festa che arriva così all'improvviso e so che hanno preparato un regalo speciale per tutti quanti voi. Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di questo fine mese, naturalmente in nostra compagnia, venite a trovarci, restate sempre collegati sui nostri social, tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok, andate sul sito dove ci sono tutte le informazioni su tutte le offerte e come raggiungere e vivere in prima persona da protagonista Movieland, il parco di Hollywood. Grazie ragazzi! Vi voglio bene, l'ho detto? No, vi voglio bene.